Lunedì 4 e martedì 5 aprile il sottosegretario alla salute Andrea Costa verrà in visita presso le strutture sanitarie di Nuoro e di Siniscola per fare il punto sulla condizione della sanità nel nuorese. Un incontro preannunciato all'inizio del 2022 dalla deputata Mara Pia, membro della 12ª Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, che a Roma è stata portavoce delle richieste dei pazienti e delle associazioni dei malati sul territorio per sciogliere dall'impasse ormai cronica la sanità nuorese. 2 giorni che inizieranno con l'incontro la mattina del 4 aprile tra il sottosegretario Costa e i vertici della ASL 3 di Nuoro, poi la visita all'ospedale San Francesco di Nuoro per proseguire il giorno successivo con il sopralluogo al poliambulatorio di Siniscola, già visitato durante il governo Conte dal sottosegretario alla salute Armando Bartolazzi. La visita si concentrerà in particolare presso il servizio di oncologia della struttura barognese, che sarà anche occasione, rende noto la deputata Lapia, per sollecitare la riattivazione delle terapie antiblastiche infusionali interrotte da troppo tempo con gravi disagi per i pazienti oncologici del territorio. In accordo con il Ministero, la parlamentare sarda effettuerà, prima della visita del sottosegretario Costa, un'ispezione all'ospedale San Francesco per poter fornirgli un dossier preventivo sulla situazione complessiva del presidio. E oltre alle visite nelle strutture sanitarie e agli incontri istituzionali, il sottosegretario Costa incontrerà anche le associazioni dei malati e i comitati del territorio. Ho ritenuto opportuno invitare i rappresentanti delle realtà affinché le loro voci giungano sino a Roma, conclude la Pia.